Cosa abbiamo? Polpo bollito, cozze scoppiate, ostriche e pasolari. Non possono mancare per Santa Rosalia. No, Da quanti anni li prepara? da tanto. Come si prepara il polpo? Acqua bollita, polpo, il megge e lo fa bollito. Taglia, olio, sale, limone e mangia. Mentre le cozze scoppiate, Scoppiate, senza acqua. che ingredienti mettiamo? Mettiamo un po' di Niente, sale, un po' pepe di spezie sole e basta. e poi qui abbiamo altre specialità. Questa non è competenza mia, ma queste sono altre specialità. E non può mancare il melone anche Melone rosso, giallo e il cantalupo, che è questo. Ma cosa rappresenta per lei Santa Rosalia e il festino? È la Santa nostra, Santa di Palermo, la numero 1. Quindi resterà qui fino a tarda notte? Sì, fino alle 4, finché non ce ne andiamo. Bene, Viva allora, Santa Rosalia. grazie. Bellissima notte in mezzo alla terra.